Veneto, set ideale per le produzioni cinematografiche e Veneto sempre più protagonista in un settore che nell'ambito di un panorama artisticamente vivace attraversa una fase di crescita sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. A Lido di Venezia, nei giorni della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la consegna dei premi alla carriera Attori Veneti 2021. Abbiamo premiato gli attori Tiziano Zampini, Francesca Retondini nel film Il piccolo vescovo. Per Francesca Retondini migliore interpretazione e per Tiziano Zampini miglior attore protagonista, perché hanno dato il massimo di se stessi in questo film per raccontare un film biografico del vescovo Monsignor Giuseppe Carraro. Il cinema non è solo un mezzo di intrattenimento nelle sue forme più alte di espressione culturale e artistica, è anche un comparto che genera posti di lavoro, oppure ancora una testimonianza d'identità e un volano per la conoscenza di un territorio. L'obiettivo proprio nei miei film era promuovere il territorio, ma far conoscere proprio dei personaggi come Sant'Augusta, San Tiziano, che si ricollegano alla storia ma anche ai prodotti tipici. Come tante realtà produttive, anche l'industria cinematografica ha conosciuto una battuta d'arresto col coronavirus, una fase che il settore intende lasciarsi alle spalle il prima possibile.